Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 10 luglio e con oggi sono 48 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru come vedete galleggiante, montata su questo pontone che è ormeggiato nel porto di Trieste. E oggi c'è anche la luna che ci guarda. Ecco, mi sposto perché c'è ancora sempre tutto questo vento maledetto, purtroppo devo dirlo, che veramente non dà tregua. Sono 2 giorni, oltre che il temporale, il vento forte, l'acqua a secchiate e i fulmini, questo vento veramente non dà tregua. E sono anche 2 giorni, io non so se si vede, ma sono 2 giorni che non chiudo occhio e in realtà mi sento veramente stanchissimo. Poi non so per quale motivo la gente mi vede attraverso questi video, mi vede anche bene, e questa è la cosa più pazzesca, perché io realmente non dormo e non mangio da 22 giorni. Ops, scusate, a dire il vero ieri ho mangiato un ovetto in 22 giorni e per questo sapevo che l'avrei pagata, perché c'è sempre qualche miserabile pronto veramente, persino su questo, ad avere qualcosa da dire. È incredibile, ma è così. Come sapete, stamattina ho fatto una telefonata alla regione per capire se il presidente Federica fosse stato informato della situazione, se fosse al corrente di quanto stava succedendo e se pensava di fare qualcosa o di continuare a guardare. Io veramente rimango ancora fiducioso, so che molto spesso mi si rimprovera di essere un ingenuo, però io continuo sempre a avere fiducia nel genere umano, perché insomma so che da qualche parte è nascosta la coscienza e l'anima, bisogna solo insomma provare a cercare a tirarla fuori. Io credo che tutti ce l'abbiano in fondo da qualche parte. Io mi auguro che il presidente Federica la tiri fuori e che si faccia vivo. Purtroppo le persone che rispondono al telefono per lui non credo che siano proprio all'altezza della situazione. Questo signore qua veramente ha dimostrato non solo di essere totalmente privo di qualsiasi tipo di sensibilità, di empatia, ma soprattutto anche poco intelligente, visto il ruolo che occupa. Insomma, sono dei telefoni importanti quelli, e dire a una persona che è come me, che non è vero che non mangia, perché ha ben mangiato un uovo in 22 giorni, e quando io gli ho chiesto dove intendeva andare a parare con questo argomento, non sapeva cosa dire, poveraccio, e mi ha chiuso il telefono in faccia. E questa è la dimostrazione di solito queste persone così misere sono anche codarde e pavide, no? E quando si mettono spalle al muro scappano miserevolmente, perché proprio in quanto persone appunto povere e misere. E stendiamo un velo pietoso su questo personaggio. Invece ci auguriamo che il presidente Federica sia a un livello un po' più alto, e che sia anche un livello un po' più alto del nostro sindaco Roberto Di Piazza, che ormai ha dimostrato di essersi venduto anche l'anima. Perché oggi, tra l'altro, sono stato contattato da Gullotta, un giornalista di Tele4, il quale mi ha detto che provava a rilanciare la proposta al sindaco di Piazza di partecipare a un faccia a faccia con me davanti alle telecamere di Tele4, e vediamo. Ancora adesso non ho ricevuto risposta, per cui non lo so se accetterà. Comunque era giusto rilanciare questo invito al sindaco,
credo che sicuramente l'aveva già fatto il direttore Bacialli, adesso ci provano anche loro e vediamo come va. E, quindi poi dopodiché credo che il sindaco non avrà proprio nessun tipo di giustificazione più agli occhi di nessuno, se non soltanto alla sua corte di, di lacchè e di persone che hanno interesse per la sua bandierina, la sua tifoseria, no? Solo questi, perché il resto del mondo davanti a una cosa del genere lo può solo schifare. Vabbè, poi volevo anche dirvi due parole sui troll, sui fake, questi gatekeeper, come volete caparli, tutti questi personaggi che fanno parte del sistema e che entrano, dirompono dentro ai gruppi, dentro ai profili, dentro le conversazioni proprio per mettere, per questo, vecchio sistema, no? Il vecchio sistema di dividi e impera, no? Questi entrano dentro, lo sapete, ma io ve lo ripeto, quindi senza lasciarsi troppo coinvolgere da queste persone, no? Loro arrivano per spaccare, dividere le persone, di solito usano argomenti sempre poveri, no? Vedete ultimamente adesso si aggrappano a tutto, no? Come questo personaggio che è il telefonista, no? Hai mangiato un ovetto in 22 giorni, quindi sei uno che mangia, no? Insomma, voglio dire, guardate un po' come sono messo, cioè non mangio, non dormo, però sono qui che comunque combatto, no? E però è deplorevole il fatto che io abbia confessato pubblicamente di aver mangiato un ovetto, come se non bastasse tutto quello che sto facendo. Ma sono argomenti così privi di costrutto, privi di qualsiasi sostanza, ma proprio miserandi, no? Sempre, questo sempre, no? E poi quando non sanno cosa dire si danno alla fuga, e questo è un classico, si danno sempre alla fuga. Poi passano agli insulti, le calunnie, argomenti ultimamente, uno degli argomenti che ultimamente a cui che piace molto è il fatto che l'argomento sempre di questo anche il sindaco, no, l'aveva lanciato questa cosa, no, aveva lanciato questa cosa proprio, proprio questo ti dà anche la dimensione del personaggio, della miseria umana del personaggio, perché nell'intervista di Piazza con Avarino lui dice sì, ma perché lui ha preso questi 180.000 euro dell'assicurazione, è come se volesse in qualche modo lanciare il messaggio ma tanto lui ha preso un sacco di soldi, intanto non ho preso un sacco di soldi, ho preso pochissimi soldi, meno della metà rispetto al danno che era stato fatto, come spesso capita con le assicurazioni, e con quei soldi ho rimesso in piedi per ben 2 volte, dopo l'incendio e dopo la prima mareggiata, ho rimesso in piedi 2 volte la Voce della Luna, tant'è vero che neppure la prima volta bastavano quei soldi, ho dovuto fare un altro debiti, altri mutui per poterla rimettere a posto, per cui quei soldi là erano veramente pochissimi, no? Sembrava una barca di soldi, invece non bastavano neanche per ricostruirla la prima volta, figuriamoci la seconda. E insomma, sono stati fatti molti debiti, no? Su quella impresa per rimetterla in piedi, ma si facevano con piacere, senza difficoltà, perché comunque le banche erano pronte a finanziare, perché comunque l'azienda era sana, perché c'era un contratto che avevamo, che valeva con lo Stato. E quindi le cose funzionavano comunque, anche se c'erano delle difficoltà, si superavano, no? Poi questa cosa schifosa, no? Di dire a uno come me bisogna rimboccarsi le maniche e andare avanti. Io mi sono tutta la vita rimboccato le mani, non ho mai avuto paura di nessuno e di niente. Adesso mi sono fermato perché è il momento di fermarsi, perché c'è un momento in cui bisogna fermarsi ed è il momento della guerra. E io farò la guerra finché non mi restituiranno il maltolto.
E questo loro se lo devono mettere in conto perché purtroppo ogni tanto nasce anche un difinizio, ma nascerà sempre un difinizio e loro avranno un problema. Poi questo problema come vogliono risolverlo? Facendo il morto? Sì, è una possibilità, ma io sono pronto, io non ho paura. E quindi io vado avanti dritto per la mia strada. Sono loro, come abbiamo visto, hanno paura, scappano, sono terrorizzati, non riescono neanche a guardarmi in faccia, no? Perché ormai li ho visti, ogni volta che vedono o scappano o abbassano lo sguardo, insomma questo la dice lunga. Quindi va bene, questo per oggi è tutto. Vi ringrazio sempre di essere presenti, non molliamo, continuiamo a tirare cannonate come stiamo tirando continuamente tutti i giorni. Se loro ci vogliono stancare, dobbiamo fare esattamente come loro, peggio io, stancheremo noi loro e non noi loro a noi. E questo è il messaggio importante, bisogna imparare a essere realmente scomodi, non entrare nei circuiti loro, perché se entrando nei loro circuiti, no, del sistema diventiamo comodi, no, a loro. Noi dobbiamo imparare a essere scomodi. Io in questo momento ovviamente sono scomodo, anch'io, però sono scomodo anche per loro. Sono sicuro che non dormiranno sonni tranquilli, perché probabilmente sì, è vero che non gliene frega niente della mia vita, sono persone senza scrupoli, non dubito, ma comunque se dovesse succedere qualcosa, intanto per loro sono casini a finire. E poi ogni giorno che passa questa cosa diventa sempre più lampante, sempre più evidente, sempre più gente ne viene a conoscenza e sempre più troll si daranno da fare, ma ben vengano, no? I troll ci danno il termometro di quanto disturba, più ce ne sono più ci danno il termometro di quanto stiamo disturbando, di quanto diamo fastidio, no? E va bene così. Quindi niente, andiamo avanti, stiamo cavalcando e quindi è ovvio che ci abbaiano, no? Come diceva Cervantes in Don Chisciotte. Vi abbraccio tutti e buona serata e questa volta buon tramonto.